Penso che sia una situazione orrenda, che alle 9 di sera non si può aprire la porta perché c'hai 3 energumeni che con un coltello ti minacciano e ti provano a rubare le cose in casa. Ettore, 22 anni, è il figlio maggiore di Alessandro Bubola e Rossella Tramet, l'unico della famiglia a non essere in casa al momento della rapina, ma non per questo meno scosso di genitori e fratelli. È rientrato in fretta da Ferrara, dove frequenta l'università, per stare accanto ai familiari sconvolti e provati anche fisicamente per la violenta aggressione subita in una serata come tante, in cui certo non si aspettavano che a suonare al campanello fossero dei banditi armati. Stanno bene, sono traumatizzati, hanno visto un coltello alla gola, quindi è una situazione molto scomoda e non lo so, io sono stato molto agitato e sono salito il prima possibile. Non lo so, io non c'ero, per fortuna non so come avrei reagito, però i miei genitori sono stati tutti, sono stati bravi, i miei fratelli minorenni hanno tenuto il sangue freddo e è andata bene per fortuna. Le forze dell'ordine hanno fatto il loro lavoro alle 3:30 di notte e basta. Ettore, così come i genitori, ringrazia i carabinieri di Pieve di Soligo e Vittorio Veneto che nel giro di poche ore hanno arrestato il 18enne di Cison di Valmarino mentre rientrava verso casa con addosso la refurtiva 14.000 euro. Proprio quello con cui il padre ha ingaggiato una colluttazione finendo entrambi col volto tumefatto. Una rapina sanguinosa, una violenza gratuita e a fare da sfondo ancora una volta il quartiere del Piave. Un episodio che questa notte, anche nelle prime ore di mattina, porta in un paese che è sereno e tranquillo sicuramente la quotidianità di una cronaca che non vogliamo mai sentire. Il sindaco esprime aperta solidarietà alla famiglia. Rossella Tramet è stata dipendente comunale e subito il primo cittadino ha voluto farle arrivare la vicinanza della comunità. Io ho scritto alla moglie, probabilmente andrò a trovarli perché lascio che, conoscendo proprio come sono queste situazioni, che ci siano un po' di ore anche per riprendersi dallo shock, da una questione che all'improvviso la tua vita cambia perché ti trovi delle persone che ti rovinano la quotidianità, ma non solo quella di quel giorno, ma la quotidianità dei giorni a venire, quindi serve un po' di tempo. Nel frattempo siamo coordinati con le forze dell'ordine che ci aggiornano e mi sembra che si possa ben sperare che questo episodio possa avere in tempo breve una conclusione. Vicinanza al medico e alla sua famiglia vittime di violenza inaccettabile anche dal presidente della regione Alberto Stefani, che ringrazia a sua volta i carabinieri per il tempestivo arresto di uno dei banditi. Episodi come questo colpiscono profondamente perché avvengono nel luogo che dovrebbe essere il più sicuro per ogni persona, la propria casa, scrive il presidente. Confido che le indagini consentano di individuare al più presto anche gli altri complici coinvolti nella rapina.